Cari amici, ben ritrovati, nuova puntata di Venti del Territorio, ritorniamo a Vazzola, ottava edizione di Music for Life. Ai nostri microfoni, carissimo Daniele Salatin, ben ritrovato Daniele, raccontaci un attimino come si svolge questa ottava edizione in questi 2 giorni. Grazie a te Luigi per essere con noi anche quest'anno, ma l'evento quest'anno si svolge in 2 serate, il venerdì e il sabato. Venerdì abbiamo il format degli anni 90 con la miglior musica degli anni 90 e non solo, e domani invece iniziamo già dal pomeriggio che abbiamo un raduno di auto qui in parco, che abbiamo in questi ultimi anni abbiamo una nuova collaborazione con l'A27 Wrestle Team, e quindi al pomeriggio iniziamo con questo raduno di auto e poi dalle 18 inizierà la musica, dove si alterneranno in questo bellissimo palco. Abbiamo il DJ Lori, il DJ Dakota, Joy Nitro, Killer Voice, che sono gli amici che hanno sempre partecipato in tutte queste edizioni e che mi danno una mano nell'organizzare l'evento. E poi abbiamo Igor S, Lady Brian, abbiamo Luca Antolini, Marco Cordi e Rex Anthony, e poi abbiamo il nostro grande Mirko Modolo che farà un live con la sua pianola. Infatti Music for Life nasce nel 2015 proprio perché io nel 2014 ho avuto un linfoma di Hodgkin. Fortunatamente sono guarito e ho deciso di fare una festa per la guarigione. Da là è nato questo evento e lo riproponiamo ogni anno, infatti siamo all'8ª edizione e abbiamo deciso i soldi che raccogliamo in questi eventi di donarli all'AIL, che è l'associazione contro i linfomi. Noi li doniamo alla sezione di Treviso. In questi 7 eventi abbiamo donato oltre 20.000 euro, proprio perché mi sono reso conto che c'è bisogno di un ulteriore aiuto per tutte quelle persone che stanno male praticamente. E grazie anche a te un po' di ricerca porta il tuo nome, quindi sì. Ci sono grandi risultati in arrivo. Sì, noi vi aspettiamo sicuramente il prossimo anno per la 9ª edizione, sempre qui a Vazzola, in questo bellissimo posto che è il Parco Rosse. E quindi ricordatevi, cari amici, venite il prossimo anno qui al Parco Vazzola per la 9ª edizione di Music for Life, però aiutate sempre la ricerca, perché come è capitato a Daniele potrebbe capitare a ognuno di noi, e la ricerca ha bisogno di tutti noi. Grazie mille ancora a tutti, grazie ancora a te per la ospitalità, e adesso andiamo a goderci questa bellissima serata. Grazie a te Luigi.